nelle ore successive ai primi momenti, insomma, di questa emergenza sanitaria, dalle prime notizie che arrivavano dalla Regione Lombardia, l'azienda si è immediatamente mossa per poter individuare tutta una serie di iniziative funzionali al contenimento del contagio. Quindi abbiamo congiuntamente individuato alcune soluzioni per il superamento di particolari criticità come l'approvvigionamento delle mascherine, oppure abbiamo individuato possibili soluzioni comuni in tutte le società del gruppo. All'interno di ACE Ambiente sono stati scritti e redatti protocolli e procedure di sicurezza per ciascun impianto specifici, anche considerando il fatto che alcuni dei nostri impianti sono stati individuati come impianti preferenziali per il trattamento dei rifiuti indifferenziati prodotti dai contagiati o dalle persone in quarantena nell'ambito di alcune regioni italiane. Abbiamo poi installato una serie di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea, già sono in funzione le prime termocamere e termoscanner in alcuni impianti di nostra proprietà, altri sono in corso di fornitura nelle prossime settimane. Abbiamo sanificato e messo in sicurezza tutte le nostre sedi aziendali, intensificando notevolmente la frequenza di pulizia di tutte le nostre sedi e dotandole di dispenser di gel disinfettante, garantendo quindi una frequenza plurigiornaliera, una igienizzazione degli spogliatoi ad ogni cambio turno e tutta una serie di misure aggiuntive. Siamo senz'altro più coesi perché in una situazione di tensione, di emergenza come quella che abbiamo vissuto, siamo comunque riusciti ad andare avanti. E quindi in realtà che cosa ci portiamo dietro? Ci portiamo dietro il fatto che siamo ancora in piedi e che ce l'abbiamo fatta, o meglio, che ce la stiamo facendo. Quindi siamo una grande azienda.